Buongiorno, sono Daniela Cirrincione, sono dottoranda dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e sto svolgendo il mio dottorato qui presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine. Il mio dottorato di ricerca riguarda i detector a deriva di silicio. In particolare all'interno del dottorato sto lavorando alle applicazioni all'astrofisica e alla luce di sincrotrone. Per quanto riguarda l'astrofisica, con il progetto Hermes stiamo lavorando a dei nanosatelliti che verranno lanciati nello spazio a partire dal prossimo anno. Per quanto riguarda invece le applicazioni alla luce di sincrotrone, stiamo collaborando con due beamline del sincrotrone di Trieste, in particolare la beamline TwinMic XAPS, per le quali stiamo sviluppando dei nuovi sistemi di detector che permetteranno le analisi molto precise e dettagliate di campioni, da campioni biologici a campioni di materiali. In particolare per quanto riguarda il detector XAPS, verrà ottimizzato e testato in questi giorni e verrà consegnato nei prossimi mesi al sincrotrone Sisami in Giordania.